Abbiamo fatto 6 recuperi sul +2, 69-67. Abbiamo avuto 6 palloni per andare a 2 possessi di vantaggio e li abbiamo sbagliati tutti e 6. Sbagliando dei tiri da sotto, sbagliando dei tiri da 3 aperti, cosa che capita, non è che adesso sto incolpando eccessivamente, però quello era il momento chiave in cui avremmo potuto prendere 5, 7, 6, 4 punti di vantaggio e non metterci sotto scacco non appena Legnano avesse ripreso a fare le cose con una maggiore precisione. Tanto è vero che le prime 2 bombe, che poi non sono state bombe di talento e di qualità di chi le ha fatte, non errori difensivi, si siamo trovati già sotto di 4 e la partita si è rimessa in salita. Abbiamo cercato di giocare un po' di più con i lunghi, ma ecco, in quel momento abbiamo perso secondo me quello che avevamo conquistato a fatica, cioè il controllo un po' del ritmo della gara, perché recuperare 6 palloni consecutivi a un attacco come Legnano non è cosa facile e non è neanche cosa che si possa fare per 15 minuti o per 10 minuti consecutivi. Abbiamo fatto una partita di squadra, abbiamo fatto una partita nella quale siamo stati avanti per molti minuti sul campo di Legnano, abbiamo fatto una partita dove abbiamo giocato i possessi decisivi e dove fino all'ultimo, fino al tiro di Pepe piuttosto che, abbiamo mostrato la voglia di provare a fare delle cose e non di aspettare che la sirena suonasse. Anche in chiave lotta playoff, dove ogni domenica sei lì che cerchi di vincere ma che guardi anche quello che fanno gli altri, credo che abbiamo dimostrato di poter dire la nostra fino in fondo, poi se ci entreremo o meno lo sapremo al 22 di aprile.